storia della lapide, come stanno le lapidi che abbiamo visto qua ieri a Princesa. E faccio, qui non lo so. Perché ho detto a Laura, l'Africa, una storia qua a Cesa, che se non andiamo in Cesa. 50.000 lire era costato? 80, no, 60. Aspetta, 60 o 80, aspetta che penso. Aga costa 80.000 lire di marmo, già, ricoperta di marmo. Ma come sei stata? Allora che aveva fatto testamento, taglio, non voleva farlo a tutti i costi. Non voleva fare testamento, ti si ingordo, ti non ti conti niente, ti non ti capisci che dice a me pare, dai, metti a posto, dai. Il che non fa testamento. Beh, ora dai con uno, dai con notaio, dai con che altro, io non voglio sapere, finché mia madre quel buone, dai. Barbara, noi siamo qua, vedi, devo fare, metti dopo roba, se non va a mangiare, cosa come. E ora mi pare che mi si messo il prete, dai, vieni dire che ti domandi, e il prete che ha detto, dopo quando si è morto e nessuno prega per voi, fermo questo, fermo quello, diamo un po' di soldi accesa, fermo una bella colonna, cosa come, e $500.000 alla chiesa. Mezzo milione per fare la chiesa, ma che il $500.000 là non era di e gli era da terra sua del risa, ma ora prima per $500.000, comunque $500.000 la colonna che costava 80.000 lire. No altri, con le nostre manine che non lavoravano finché abbiamo pagato il $500.000 per la chiesa, per fabbricare la chiesa. E ora sì, ben fermo così, perché dopo vi dissero il mese, tutta la gente prega e vede la vostra colonna, e si era convinto, ha fatto il testamento. E il mio notaio in cucina, il mio notaio e il prete, mi pare, mia madre, non ha detto che ieri mo a me. Quanti campi ieri? Non mi ricordo più. 4 giusti. 4 campi, è vero. Ma che mi rincora sempre, mi barba letto 3 anni. Mi ricordo bene, quanto che ti riboia a coccopare. Da 18 anni fino a 21.